febbraio, nei primi giorni di febbraio, sappiamo che la convenzione sottoscritta dal Comune con l'impresa Guaraldo dà all'impresa Guaraldo la possibilità di cominciare i lavori in questo parco dal circa 10 di febbraio, il giorno non è preciso, sono 90 giorni dopo la firma della convenzione che nessuno ha avuto fino adesso il coraggio di darci. Questa convenzione dice che l'impresa può primo buttare giù l'edificio alle nostre spalle, il Monteverdi, e quindi per fare questo lavoro bloccare tutto il parco e impedire l'accesso di chiunque a tutto il parco. Secondo, buttare giù Celana dall'altra parte vicino alla torre. Terzo, iniziare i lavori per la costruzione degli 8 piani dell'architetto Capriolio qui contigui a questo edificio bianco, contemporaneamente, e se il Comune gli dà la possibilità di cominciare a piantumare Parco Ponci. Allora, io ieri ho fatto un sopralluogo a Parco Ponci, nessun negoziante interpellato, nessuno degli ambulanti sapeva che doveva andarsene di lì. Ancora non è stato fatto nulla con gli ambulanti. Ho fatto un giro con un responsabile del comune per vedere quanti sarebbero gli ambulanti che devono spostarsi per cominciare a fare i primi 1600 metri quadrati di cui parla la convenzione, quelli cioè a bosco. E questi 1600 metri quadrati corrispondono a 36 banchi, 36 commercianti ambulanti che devono spostarsi in via Caneve e in questa via Pio X al posto dei parcheggi, mostrando i banchi verso il sottoportico. Ma nessuno ancora ha mosso una paglia. Devono fare le riunioni con gli ambulanti, le riunioni con i sindacati degli ambulanti, decidere il quando e il come, perché in futuro tutto questo sarà spostato nella nuova piazza Barche che diventerà mercato. Un futuro che non si sa quando sia. Stanno ancora discutendo a chi dare l'incarico della progettazione di Piazza Barche, sembra sia un architetto di Barcellona, e stanno ancora dando, non l'hanno ancora dato, un incarico per la progettazione di Parco Ponci, sembra sia una docente di architettura del paesaggio, dei giardini di Venezia. A noi sta benissimo che ci sia una brava professoressa di Venezia, un bravo architetto di Barcellona. Quello che non ci sta assolutamente bene sono i tempi, la camoma veneziana, il tirare a campare, lo scaricabarile tra un assessorato e l'altro. L'urbanistica deve farlo il commercio deve farlo l'urbanistica, e poi di più ancora devono farlo quelli dei vigili urbani, perché sono i vigili che devono decidere se si possono togliere i parcheggi, se si può fare questo intervento su via Caneve, perché i camion forse su via Caneve non possono arrivare e gli ambulanti hanno i camion da portare la roba, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte questioni che erano già chiarissime 6 mesi fa, quando il Consiglio Comunale ha deliberato la famosa delibera che ha dato il via libera alla Piruea. Tutto chiarissimo, ma tutto fermo, salvo qualche disegno fatto più da amico albero che dagli assessorati. Qualche schizzo che è stato passato, mi dicono, alla docente di architettura, ma fatto da noi, con i nostri sopralluoghi e con le nostre proposte di Farnia e di pista ciclabile, eccetera, eccetera. Benissimo, noi siamo qui e stiamo dicendo ad alta voce che non stiamo scherzando, che non abbiamo detto 5.200 cittadini hanno detto no e poi fate quello che volete, come si è abituati a fare di solito in questo comune. Abbiamo detto che qui l'impresa Guaraldo dovrà sputare sangue prima di cominciare questi lavori. Prima vogliamo vedere il nuovo Parco Ponci,
e questa, ricordiamoci, è già una mediazione, questo è già un compromesso che noi abbiamo fatto con grande fatica, perché fidandoci del comune diciamo vabbè, perdiamo questo parco ma ne acquisiamo un altro più grande. Non vorremmo che ci fosse sotto il trucco, la beffa, gli amici degli amici, i lavori che partono, il TAR che blocca qualcos'altro, la sovrintendenza che dice ma lì a Parco Ponci non si può fare niente, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi prima vogliamo vedere gli alberi lì, vogliamo vedere metà Parco Ponci piantumato, così come è stato scritto nella delibera, anche se ci hanno aggiunto fraudolentamente la parola contemporaneamente, l'hanno messa Parco Ponci prima dell'edificio di Guaraldo, però poi ci hanno messo l'aggettivo contemporaneamente e così ci hanno tra virgolette imbrogliato. Hanno imbrogliato anche i consiglieri comunali che nel verbale hanno sentito le dichiarazioni che veniva anticipato il Parco Ponci rispetto all'edificio, ma poi nella delibera che lì in quel momento veniva votata ci stava scritta una parola contemporaneamente. Ecco, noi vogliamo che questo contemporaneamente vuol dire che prima ci sono gli alberi di là e poi anche un giorno dopo, anche un'ora dopo. Per noi sta bene questo contemporaneamente. Un'ora dopo, allora si comincia i lavori di qua. Sappiamo che bloccheranno addirittura tutta la zona anche dell'attuale parcheggio della De Amicis, perché i dipendenti comunali sono stati già preavvisati, mi pare che il 1° febbraio dovranno sgombrare tutte le macchine. Già un mese fa abbiamo bloccato un inizio surrettizio di lavori, avevano già bloccato questo parco con la scusa di fare dei carotaggi, ma tutto questo addirittura abusivamente passando per un terzo assessorato addirittura, che non c'entrava nulla ma che aveva firmato l'assessorato ai lavori pubblici, perché questi non sono lavori pubblici, questi sono lavori privati dell'impresa Guaraldo. E invece un assessorato che non c'entrava nulla aveva già dato un permesso un mese fa e siamo intervenuti noi, abbiamo portato qui l'assessore all'urbanistica Vecchiato, abbiamo portato qui i vigili urbani, la polizia, i carabinieri, che hanno verificato che era tutto abusivo, compreso anche il permesso dato da quel signor ingegnere dei lavori pubblici, ma il suo assessore bellamente diceva che non ne sapeva nulla, assessore Simeonato. Ebbene, siamo stanchi di queste truffe. Siamo qui per dire che questa non è una buffonata, questa è ciò che succederà quando, ma non su questi alberi che vedete, ma su quegli alberi esattamente dove loro vorranno cominciare i lavori, gli alberi cioè che stanno nella parte a est di questo giardino, perché sono quelli gli alberi che verranno tagliati, sono quelli più difficili da scalare, quindi ci incateneremo, altri saranno scalati come li vedete. Oggi stiamo facendo soltanto una piccola prova generale, abbiamo comprato le catene, abbiamo provato le scale, porteremo delle scale molto più lunghe, alte 4 metri, eccetera, eccetera, eccetera. Signori del comune, siete avvisati, sapete che avete di fronte un'associazione che ha 200 iscritti veri, si chiama Amico Albero, e non la date a bere, potrete fare tutti i giochi di parole che volete, ma noi non ci caschiamo, o vediamo il Parco Ponci rinascere, oppure, signori del comune e signori della Guaraldo e architetto Caprioglio al suo servizio, signori, guardate che non stiamo scherzando. Ai signori del comune diciamo anche, signori, ci sono 5.200 cittadini, li volete rispettare questi 5.200 cittadini o sono carta straccia? 5.500 persone che hanno firmato dando il numero della carta d'identità, la data di nascita e il numero di telefono, tanto perché si capisca la serietà di questa sottoscrizione. Non le abbiamo presi queste persone dall'elenco telefonico, li abbiamo presi qui in piazza al mercato venerdì dopo venerdì e mercoledì dopo mercoledì, raccogliendoli, parlando e discutendo con le persone, anche quelle che non erano così convinte, che dicevano ma in fondo buttare giù Celana è un'opera civile, e noi diciamo per carità, buttare giù Celana potrà anche essere un'opera civile, ma è incivile che ci sia lo scambio fra buttare giù Celana e eliminare questo parco. Questo è incivile. Addirittura
in questi mesi è uscita anche una proposta alternativa